Ciao a tutti amici e bentornati per una nuova avventura targata Gudo Terror. Come sempre però, quando la Gudo Terror va in vacanza di pesca, che cosa succede? Esatto, è arrivata Poppea. Che poi mi dicono, non si riesce neanche a uscire dalla macchina, ma guarda poca roba. È tutto qui quello che sai fare, è tutto. Stiamo in macchina pronto. Il mare. Scrittori, poeti ed artisti di ogni genere hanno raccontato per secoli storie affascinanti di avventura, coraggio, guerra ed amori e rimane ancora oggi una fonte inesauribile di ispirazione. Il sogno di ogni pescatore è un'acqua limpida e trasparente, pura e incontaminata, popolata da un'infinità di esseri viventi, ed è il suo richiamo ancestrale che risveglia in noi uno stato emotivo primordiale, quando eravamo tutt'uno con il nostro pianeta ed i suoi elementi, ed induce la nostra mente a creare la chimica alla base di emozioni come felicità, eccitazione e serenità, mentre il suo blu vibra sul piano cognitivo ed emozionale, donandoci quello stato meditativo caratterizzato dalla calma. Il mare è lo scenario ideale dei sogni di ognuno di noi. E poi c'è il nostro mare, il Golfo di Trieste. È un mare diverso da quello dei nostri sogni, certo, un po' inquinato, un po' sovraffollato, un mare povero dai fondali melmosi con quel tipico odore di alga marcia, ma non per questo privo di una propria bellezza e di una forte personalità. La pesca in mare è decisamente diversa dalla pesca in acqua dolce. Se si ha la possibilità di poterla praticare da una barca, magari con degli amici, può diventare un'esperienza ricreativa piacevole che può riservare grandi sorprese ed emozioni. Il vero pescatore della domenica sa che il pesce se lo dovrà sudare. Il vero pescatore della domenica certificato Gudo Terror ha più cappotti alle spalle che giornate di gloria, ma il fascino del mare è un richiamo irresistibile e ogni occasione è buona per uscire a provare. Questo video è dedicato a chi sta iniziando a muovere i suoi primi passi in questo mondo e si trova spaesato nella scelta di attrezzature, esche e montature. Vi racconteremo 2 uscite di pesca dove abbiamo utilizzato la stessa attrezzatura e montatura, anche se con esiti decisamente diversi. Questa puntata sarà quindi dedicata alla lenza della domenica per la pesca a fondo dalla barca. Facilità di costruzione, costo minimo, massima resa. Tanto banale quanto efficace, permette di catturare un ampio ventaglio di specie sia in acqua salata che in acqua dolce. Ma cominciamo dall'inizio, con la classica uscita in barca di tarda primavera alla ricerca di orati, con l'illusione di poterne prendere anche qualcuna di taglia. Non posso dare la colpa a Marco. Ecco quindi il nécessaire per la pesca all'orata dalla barca. Veramente minima. Canna, mulinello, un paio di piombi di riserva, un po' di girelle di riserva, la macedula, come diciamo noi qua in Friuli, e con i terminali già pronti, un paio di forbici che stanno sempre bene e un paio di pinze per slamare l'orata. Questo è tutto quello che ci serve, a parte la barca ovviamente. Sempre. Prima oratella della giornata. Simpatica. Ho fatto una mangiata
quelle belle, di quelle vere, proprio senza grossi problemi. Ha preso in bocca il pezzettino di calamaro, ha fatto partire la canna, che sembrava un'oratona da 1 chilo, e invece vabbè, era l'erba. E c'è niente da fare. Questi sono i tagli di oggi. Vediamo cosa succede adesso. La lenza della domenica. Niente di più facile da costruire. Ci basta un piombo da 25-30 grammi in linea e poi utilizziamo una girella che sia resistente. A questo ci aggiungeremo un terminale, preferibilmente in fluorocarbon, ma sappiamo che noi pescatori della domenica siamo poveri, quindi va bene anche il nylon, nell'ordine dello 0,24-0,26. Ami per fare un po' di selezione, utilizzeremo degli ami del numero 1 o del numero 2. Ricordiamoci sempre di preparare un po' di terminali a casa, onde evitare di perdere inutilmente tempo durante le fasi di pesca, soprattutto nel momento di frenesia, ma anche perché è giusto, dopo un po' di mangiate, dopo un paio di pesci, cambiare comunque il terminale, proprio perché con i loro denti lo rovinano. I pesci hanno le spine. Porca troia. Capitan Fortuna. Insomma, questa si è presa da sola, mi dice? No, questa è stata ferrata. Ah, sì. Io non ho visto. Per quello non prendi. Ah, ok. Niente da fare, qualche cattura divertente certo, ma nessuna di taglia rilevante. La stagione è all'inizio e per il momento abbiamo solo rate di taglia medio-piccola e qualche sparlotto. Abbiamo provato con un po' di tutto come esca, corbole e bibi principalmente, ma abbiamo provato anche con il calamaro. Un piccolo appunto. Pescando l'orata è normale catturare qualche giovane esemplare che ha la tendenza ad inghiottire l'esca con tutto l'amo. Si sa, son giovani, son perla. In quel caso, che voi decidiate di recidere il terminale e rilasciarlo o che lo tratteniate non cambierà niente. Morirà comunque triste, ma molto probabile. Questa però non deve essere una scusa per trattenere novellame. Prima cosa quindi esagerate con la misura degli ami, usandone del numero 1 o del numero 2, in modo che almeno
meno facciano difficoltà ad inghiottire, e se proprio vediamo che ne prendiamo ugualmente, magari vale la pena spostarsi in altri spot o tornare a casa. Infatti per oggi basta, ce ne torniamo a casa. Passano le settimane tra maltempo e Bora e finalmente arriva il caldo. Decidiamo di uscire per tentare di nuovo la fortuna a caccia di grasse orate, con la complicazione che essendo fermo pesca per le vongole in questo periodo non si riescono a trovare sul mercato i bibi nostrani. Ma un vero pescatore della domenica non si abbatte mai. Armato di palo, forcone, retino e tanta pazienza, attende meticolosamente la secca per racimolare qualche bella corbola nostrana in più. Tanto per non farsi mancare niente, recuperiamo anche qualche sarda, così, tanto per avere un'esca alternativa. E l'esca è perfetta. Rilanciamo. Questa la rilanciamo di nuovo con la corbola. Alla ricerca di grosse catture. Grasse catture. Grosse catture. Grazie. Entrambe. Anche oggi la giornata non è delle più entusiasmanti. A parte il sugarello suicida di taglia comunque più che degna, di nuovo troviamo solo rate di taglia medio-piccola. Però ad un certo punto, sulla canna escata con la sarda, stavolta parte qualcosa di grosso. Sul più bello però succede qualcosa di molto strano. Gudo Senior, ma che razza di guadino hai? Ma un buco enorme, ma dai, il pesce ci passa attraverso. Vabbè, amici, siamo pescatori della domenica. Dopotutto, se non capitano a noi queste cose, ma a chi dovrebbero capitare? La canna era ferma, io ho recuperato solo per capire se effettivamente c'era ancora l'esca e c'era lui attaccato. Ma guarda te che pirla. Comunque, eccolo qua. Lo squalo.
E insomma la cara vecchia sarda oggi sta funzionando di brutto. Ne ho ancora una, brutta, marcia, un'esca di cui anche un pescatore della domenica dovrebbe vergognarsi. Ho avuto bisogno di talmente tanto filo per tenerla insieme che sembrava un salame più che una sarda, ma ancora una volta le sorprese non erano finite. Il combattimento è di quelli che si ricordano per un bel pezzo. La mia esile attrezzatura è ai suoi limiti e devo lavorare di frizione, ritarandola di continuo in modo da contenere le fughe eccezionali che questa preda sta eseguendo. Non può essere onorata. Non sento le classiche testate, ma nemmeno un grongo epico. È qualcosa che contrasta l'azione morbida della mia canna, prima facendo leva sul suo peso e poi sfruttando delle accelerazioni degne di una macchina da Formula 1, finché riusciamo a vedere di cosa si tratta. E come già successo in passato, si tratta di una razza. Sì, sono sincero, sono catture che faccio difficoltà a gestire. La mia felicità è pari solo alla paranoia per quell'aculeo appuntito che ha su quella coda che muove in continuazione l'impazzata. Niente foto di rito, quindi. È una creatura che gode di tutto il mio rispetto e non posso fare altro che rilasciarla il più presto possibile. Il mare è così, a volte generoso e a volte capriccioso. L'orata d'Italia non è voluta uscire, ma altre prede ci hanno rallegrato comunque la giornata. Prima di tutto lo squalo palombo, chiamato anche cagnetto o asia. Non è così raro prenderli dalle nostre parti in estate e rappresentano un bel diversivo, sportivo e nervoso. Mettono sempre a dura prova le attrezzature più esili e mangiano sia sulla corbola che sulla sarda, senza disdegnare il bibi. Anche le razze non sono una novità. Ne abbiamo presa una degna di nota anche durante le riprese della puntata I pescatori della domenica, in onda su Pesca, il canale 236 di Sky dedicato alla pesca. Anche in quel caso il combattimento e il rilascio sono stati mozzafiato, con la mia canna preferita che ha rischiato di spezzarsi più volte, ma che alla fine ha fatto come sempre il suo lavoro, regalandoci un'emozione difficile da dimenticare e accompagnata da un meritato rilascio che ha reso onore ad una preda che ha venduta cara la propria pellaccia. All'inizio della puntata abbiamo scherzato un po' sul nostro golfo, ma anche le nostre coste nascondono degli scorci che poco hanno da invidiare a ben più blasonati mari e sono ricche di fascino, storia e leggenda. La bianca pietra calcarea delle falesie triestine si sposa perfettamente con il verde della vegetazione mediterranea e con l'azzurro del mare. Dall'alto il castello di Duino sovrasta la passeggiata Rilke e più sotto le rovine della vecchia roccaforte, la leggendaria Dama Bianca che ha ispirato storie e leggende tramandate da generazioni. Anche questa avventura volge al termine, amici, non possiamo fare altro che salutarvi fino alla prossima puntata dedicata alle orate, perché è chiaro che la ricerca andrà avanti e la caccia alla big rimane ancora aperta. E viva il mar, somma di marinai, e viva l'amore. E viva il mar, somma di marinai, e viva l'amore. No, ma non con quella roba lì. Mamma mia, coscagliera qua c'ho. Ho messo carpe qua dentro. Mamma mia, coscagliera c'ho. Hai visto che roba la canna? Neanche non arrivavo neanche a tirare su. Ma è possibile che tutti i grandi li perdemmo? Porca miseria, che bestia! È sempre la più grande quella che si perde. Guarda.